Amici bellini, bentornati. Dopo un po' di giorni, insomma, dove le notizie ce le dovevamo inventare, oggi a raffica arrivano notifiche da tutte le parti. Prima tutto un discorso su Meretti, i nomi che si fanno, eccetera, eccetera. Poi la smentita della radio ufficiale e tutta una serie di cose che sto approfondendo per darvi qualche notizia primizia. Cominciamo! Allora, benvenuti, bentornati, dove sta? Pasquale Battipaglia, benvenuto sul canale. Come tutti i nuovi iscritti stiamo correndo e siamo arrivati ai 23.000, ma non so se il Napoli arriva a 25.000 abbonati, quanto era la cosa. Dobbiamo avere più abbonati, cioè più iscritti, no abbonati, gli abbonati stanno sul canale Telegram e sul canale Telegram arrivano le notizie in anteprima, le smentite, le cose. Quindi voi lasciate un like così il video viene pompato su YouTube e siamo tutti più tranquilli. Signori, la notizia di Meret ieri, ovviamente si devono cominciare sempre così i video, come anticipatovi mesi e mesi fa, fanno tutti così quelli bravi. Ieri era chiaro che insomma la notizia avrebbe avuto un po' di risalto generale, parte da Twix, e da Twix ovviamente essendo un argomento, quello di Meret, molto caro ai tifosi che sono divisi ma meno delle altre cose, Se per esempio su Lukaku c'è un 50 e 50 di quelli che sono convinti del replacement di Osimhen oppure no, su Meret mi sento di dire 80 e 20, quelli contenti di Meret titolare, sono i 20, forse anche 85 e 15. E quindi quando si parla di Meret in uscita non convince Conte, pure Caprile forse non convince Conte, è chiaro che le fantasie si accendono e poi arrivano le smentite. E la smentita arriva dalla radio ufficiale, quindi è immediato pensare che avendo il Napoli alla radio ufficiale si alza il telefono, si dice, si smentisce. Questo poi non significa, ricordatevi sempre che non significa niente, perché nelle regole del mercato esistono anche le smentite di facciata. Perché? Perché ritorniamo al discorso di Chiesa, se tu lo dichiari cedibile, lo dichiari un peso, è chiaro che poi le offerte che ti arrivano sono al ribasso perché te ne devi liberare. C'è la questione delle liste che io ripeto, tutti gli esperti di mercato non la considerano e sento sempre ok, se ne sta andando Gaetano, si sblocca il posto per Gilmour. No, proprio no, ma quello che sposta, e l'avevamo, e qua lo dico e lo affermo, lo avevamo detto ieri, vuol dire che qualcuno va fuori squadra, va fuori lista, va in una situazione dove non lo iscrivi alla lista, lo paghi, perché lo paghi se non trovi delle soluzioni, va fuori lista fino agli ultimi giorni di mercato, dove probabilmente una squadra che se lo accolla, magari paghi metà dell'ingaggio, oppure insomma trovi degli accordi, magari lo dai via a zero e loro si pagano l'ingaggio, la trovi nel finale, ma forse non per tutti. E parliamo della situazione di Mario Rui, una situazione... Non si sente? Ora si sente un po' meglio? Sì. Stranissima, perché se voi andate a riflettere, Mario Rui è stato rinnovato l'anno scorso. Mario resta con noi fino al 2026. No, se andate a vedere poi i commenti dell'epoca al Twitter della Mendes, vi ricordate, no? Che c'erano tutte quei rinnovi un po' strani che non sembravano una priorità. Il rinnovo di Di Lorenzo, il rinnovo di Raspadori, il rinnovo di Mario Rui, quando c'era la priorità era il rinnovo di Zielinski, era il rinnovo di Kvara e il rinnovo di Osimhen che non si era fatto l'anno scorso d'estate, e invece arrivavano questi rinnovi qua un po' stranetti, un po' dici ma come mai questo rinnovo a Mario Rui? Tant'è vero che adesso Mario Rui non fa parte del progetto Conte e bisogna trovare una sistemazione. Non sembra, perché altrimenti sarebbe già andato, che abbia tutto questo mercato purtroppo Mario Rui,
e quindi veniamo a sapere che ha avuto un permesso, cioè tipo fino all'11 agosto leggiamo che Mario Rui ha avuto il permesso, non si allena nemmeno, fai le cose tue, vatti a cercare una squadra, così, niente di meno. È Mario Rui che si deve mettere a telefono, non lo può fare il suo procuratore che sta là apposta per trovare una squadra, e non ci sono le squadre, non è sì, a chi va? Oppure dobbiamo ragionare che alcuni procuratori sono più bravi a trovare delle squadre per i loro giocatori e altri meno. Insomma, la situazione Meret la leggete con questo comunicato di Radio CRC. Nella giornata di oggi, durante il corso della trasmissione In ritiro con te su Radio CRC, ci si è limitati a riportare una voce di ambienti di mercato legata ad una possibile cessione del portiere del Napoli Alex Meret. A seguito di verifiche incrociate, possiamo affermare che la voce risulta destituita da qualsiasi fondamento. Insomma, la stessa radio ufficiale che poi ha riportato l'iscrizione che veniva da Twix, che è stata riportata poi da tutti, perché da Twix alcuni personaggi che poi fanno gli insider eccetera eccetera portano a spasso tutti i giornali, e quindi l'ha riportata la Repubblica, l'ha riportata il Corriere, la Gazzetta, non so chi, ma tutti, è stata rimbalzata dappertutto. Meret non convince, Kepa, quell'altro, Cesne ovviamente, subito Cesne, o Musso, o quell'altro francese, insomma tutta una serie di ipotesi fantasiose. Il Napoli smentisce tramite la radio ufficiale, perché la radio ufficiale pure loro avevano detto sì, questi sono gli interessamenti, le possibilità eccetera eccetera. È evidente che probabilmente non può essere un errore in partita che fa cambiare le carte in tavola. Oggi abbiamo visto pure che stava facendo degli esercizi Meret sull'uscita dal basso con i piedi eccetera eccetera. Ci si può lavorare, ma Conte, una cosa è quando si insedia e dice no, la squadra mi piace, questi sono i portieri, vanno bene eccetera eccetera, un'altra è quando li vede sul campo, ma un'altra è il rendersi conto che il Napoli deve fare altre cose che sono prioritarie, come la situazione dell'attaccante, come probabilmente stabilire se ti serve un esterno, ti serve un braccetto, liberarsi di alcune zavorre che sono prioritarie rispetto al portiere, anche se abbiamo visto che Conte dice il portiere la punta non le puoi sbagliare. Ecco perché la fantasia si è alimentata. Però il Napoli ci fa sapere questa roba qua tramite la radio ufficiale che deve smentire se stessa, e poi sono le capriole che bisogna fare in questi casi per non far andare in freva il Napoli. E quindi secondo me al momento è inutile fare voli pindarici sul portiere, perché abbiamo altre situazioni da sistemare che sono difficili e che bisogna sistemare anche in fretta, come per esempio la situazione del centrocampista. Io ho pensato anche, lo sapete, il discorso delle liste eccetera eccetera, ho fatto un controllo di età, perché leggendo, vedi, a Nathan, perché leggendo Nathan adesso è fuori gli under 22, no? L'anno scorso era under 22, quindi non occupava nessun posto, e ho fatto una ricerca perché ogni volta che leggo la notizia di Gilmour leggo il 22enne scozzese eccetera eccetera. Allora ho pensato, forse Gilmour lo stanno considerando che può entrare da 22enne, cioè da under 22. Quindi età Nathan 23, 6 febbraio 2001, età Kvar 23, 18 febbraio 2001, e non sono più così. Andiamo a vedere l'età di Gilmour, 78 anni, ma perché questo è il Gilmour sbagliato, è il Gilmour chitarrista dei Pink Floyd, Billy Gilmour, 23 anni anche lui, quindi anche lui non è un 22enne, li ha fatti i 23 anni, e quindi credo che non possa rientrare in quegli acquisti under 22. Quindi ancora una volta, quando leggete, mi dovete fare questa cortesia e dovete lasciare il like, quando leggete esce Gaetano ed entra libera il posto per il Gilmour, dovete scrivere non è vero, state dicendo una stupidaggine, non avete approfondito, perché non può entrare, non è Vivaio Napoli e non è under 22. Di conseguenza ecco che ha senso il discorso di Mario Rui, direttamente fuori lista, fuori rosa, non è contemplato proprio nel progetto. Allora se tu vai a fare la lista e vuoi aggiungere un altro giocatore a quei famosi 17, vuoi aggiungere Gilmour, benissimo, via Mario Rui. Lo hai tolto, lo cedi o non lo cedi, lo vendi, lo dai in prestito, lo squagli, non puoi iscriverlo al campionato. Questa è la realtà dei fatti, e ci tengo molto su queste cose qua, perché poi mi arrivano notizie di Neres, Chiesa eccetera eccetera. Anche tutte queste cose vanno approfondite, non si possono buttare lì così. Vabbè, quello poi il Napoli lo fa,
Neres vuole solo questa frase che amo, vuole solo il Napoli, cioè non vuole sapere niente, vuole solo il Napoli. Ma la risposta è ma. Quindi noi, questa è la situazione in questo momento dei giocatori che pensiamo di vedere, a meno che Erbin potrebbe essere che Mazzocchi è recuperato, ma c'è sempre il dubbio se vedere Di Lorenzo qua o Mazzocchi sulla fascia per quanto riguarda la Coppa Italia, e anche stabilire se Caprile le deve giocare lui le partite di Coppa Italia o le deve giocare Meret. Non le gioca Kepa, capiamoci, anche se il Chelsea c'ha 50 portieri, non le gioca Kepa, è difficile. Tra l'altro è tornato Colisacco insieme ad Oliveira. Colisacco, altro giovane del Napoli, vivaio Milan, ricordiamolo anche se. Poi se hai giocato 3 anni nella stessa squadra, tra i 18, tra i 15 e i 21 anni, una cosa, se hai giocato 3 anni può essere considerato vivaio tuo. Però non lo so, questo è un discorso che può anche non servire a niente, perché non lo so se il Napoli punta su Colisacco e lo vuole tenere in rosa, se non ha convinto Cajuste. Colisacco è un ragazzone bello grosso a livello fisico sicuramente, però ha fatto l'esperienza Serie C e vediamo un pochino, ma ogni anno noi puntiamo dei giovani che ci sembrano interessanti e poi non vengono confermati. Quindi nell'allenamento di oggi è tornato ad allenarsi Foloruscio, protagonista di tutta quella storia di cui abbiamo parlato ieri, che ha detto Criscitiello che il Napoli aveva. Io non ci credo, ok? Non ci credo che il Napoli fa il rinnovo a Foloruscio e poi lo vende a 15 milioni all'Atalanta. Contemporaneamente penso che se il Napoli, come è vero che il mercato non lo aggredisce lui come fa un Atletico Madrid, 95 milioni per Alvarez, ciao, lo riprendo. Il Napoli il mercato lo subisce. Queste sono frasi anche non mie, prendetevela con Paolo Del Genio, perché è una frase che fa male ad alcuni tifosi, che subiamo il mercato, però è così, perché ci sono delle situazioni di opportunità. Se Cajuste non lo vuole nessuno e che l'Atalanta ti offre 15 per Foloruscio, e può essere pure che il Napoli ci ha pensato, lo vedo improbabile perché fai questo rinnovo e poi te lo vendi subito. Tutto può essere con Giuffri e con De Laurentiis, quindi poteva anche essere plausibile se c'era l'offerta. Poi l'Atalanta può essere che cambia idea, perché adesso devono riversare i soldi che hanno per sostituire Scamacca probabilmente, e quindi c'è sempre il discorso in piedi su Simeone, che però, permettetemi, non coinvolge Cop Miners, perché sono 2 ruoli diversi. Quindi se l'Atalanta si stava prendendo Foloruscio, probabilmente era in vista di una cessione a Cop Miners alla Juventus. Quindi se si fa poi Cop Miners Juventus, allora il Napoli può decidere: ok, ti pigli Simeone, ti pigli anche Foloruscio al posto di Cop Miners, ma Cop Miners la serve alla Juve, non viene da noi possiamo fare un gruzzoletto. Foloruscio libera il posto a Brescianini e là mi trovo con le liste, mi trovo con una serie di... Vedete che il mercato, sì, si può fare il mercato che vorrei, mettiamo i soldi, questo, quest'altro, meno 20, più 18, più così, però ci sono altre situazioni che vanno analizzate bene. Assenti Osimhen, perché assente Osimhen, si fa l'allenamento atletico, poi quando c'è il pallone sparisce Osimhen. Mario Rui, che abbiamo detto il permesso. Gaetano parla insistentemente del Parma, del Cagliari, del Verona, tutte queste 3 squadre che forse gli interessa anche Khedira, forse gli interessa anche questo. Si è parlato in queste ore anche di Empoli interessato a Nathan, e potrebbe essere una soluzione. Forse hanno chiesto anche notizie su Cajuste. Ecco, vedete che piano piano stanno uscendo le squadrine che possono essere interessate ai giocatori, in modo tale che tu finalmente sfoltisci e puoi piazzare qualche colpo. Per chiudere la lista dei 25 si allenano a parte Cajuste, Colisacco, Mezzoni e Turi portiere. Poi abbiamo anche letto, chi lo dice, Gianmarco Giordano, che il Napoli può vendere sia Simeone che Khedira e Conte accetterebbe Raspadori come vice Lukaku. Ditemi se vi sembra una possibilità, per come sono diversi, al di là del valore dei giocatori, per come sono diversi a livello proprio di caratteristiche tecnico-fisiche.
Hai Lukaku e il vice Lukaku e Raspadori. A voi le considerazioni del caso nei commenti. A me mi sembra un'assurdità. Mi sembra che Raspadori, se lo vuoi veramente, e mi rivolgo anche al presidente, se vuoi valorizzare questo tuo acquisto che sembra un acquisto presidenziale, no, perché come lui rivendicava all'epoca l'acquisto di Meret, che non è andato benissimo, hai rivendicato un gong, hai detto è quello che ho scelto proprio io, e ci piace, secondo me è andato bene per quegli scampoli. Non so se Conte è proprio per la quale su un gong, ma sono troppi quelli che poi convincono e non convincono, i giocatori medi e il Napoli, e ci dobbiamo muovere. Quindi alcuni può essere pure che non convincono al 100% Conte, perché qua i tifosi dicono ma Conte a lui gli sta bene tutto, gli sta bene Meretti, gli sta bene Mazzoni, può essere che non convincono, ma i giocatori che sono arrivati a gennaio scorso difficili da piazzare, altri giocatori che hanno questi ingaggi alti e questi contratti lunghi e non hanno mercato, difficili da piazzare. Bisogna fare necessità virtù. Quello che può fare il Napoli è accelerare per quanto riguarda le situazioni sicure per dare alla squadra a Conte e per non dare alibi a Conte. Non diamo alibi a Conte, sarà insopportabile. Se Conte comincia a lamentarsi sarà difficile da gestire. E in chiusura, mentre è girato insomma un video di 8 anni fa dove Chiariello insultava Conte a destra e a manca, e sto notando un po' di guerra tra le varie testate, i vari blog napoletani, cioè fondamentalmente Pianeta Napoli contro Chiariello pesantemente, e quindi non si sta creando proprio un ambiente bellissimo per cominciare, perché poi giustamente adesso Umberto Chiariello con la radio risulta forse antipatico a più colleghi e quindi vanno a cercare a scavare. Chiariello ovviamente il suo atteggiamento non è cambiato negli anni, se vogliamo è diventato più aggressivo, più volgare, più verbalmente di attacchi continui e di offese continue. Lui offende spesso i tifosi in maniera senza proprio, poi a volte fa delle capriole per riprendere la cosa, non chiede scusa ma fa delle capriole per cercare così, però i video cantano. E quindi quando lui dà del cretino a Conte e dice proprio è un imbecille e lo ripete più volte, e purtroppo non può neanche giustificarsi dicendo calcisticamente parlando, perché parlava di un turnover fatto all'epoca della Juventus, fatto un turnover in Coppa quando aveva già vinto il campionato, un discorso che tecnicamente poteva anche essere valido, perché sappiamo che Conte il doppio impegno a volte lo soffre, e lì forse per avere il super record dei punti con la Juve forse ha sottovalutato un po' l'impegno europeo. Giustissimo, il direttore lo inchioda, però lo insulta, e quindi quando lo insulti e non nemmeno calcisticamente ma dice come uomo è un cretino ed è un imbecille, ovviamente queste cose restano, e quindi starà a lui giustificarsi, fare altre capriole, perché lui ha detto io sono stato il fautore, il promotore dell'arrivo si è presentato così a Conte, e Conte certamente 8 anni fa non si guardava Campania Sport. Se però gli riporteranno le cose, stiamo parlando di radio ufficiale, insomma l'ambientino, dobbiamo sperare veramente che tutte le cose si incastrino alla grande, perché ci sarà una spaccatura altrimenti incolmabile, perché poi arriveranno i tifosi che non erano convinti e diranno il Juventino non si può, eccetera eccetera, quelli là che attaccheranno di nuovo De Laurentiis, e chi cavalcherà cosa. Attenzione ragazzi, attenzione, perché veramente può diventare una polveriera. L'ambiente Napoli noi lo conosciamo bene, e purtroppo ci sono tante cose up in the air che sono da risolvere al più presto, proprio per non dare alibi a nessuno e far parlare solamente il campo con il lavoro e con la qualità. La qualità, attenzione alla qualità, altrimenti gol non lo facciamo, finiscono le partite 0-0, non facciamo gol. Attenzione, attenzione. E aggiungo anche il video lunghissimo, mi perdonerete, la mia immagine di me che indosso la maglia ufficiale del Napoli, maglia da gara, home, 130 euro, è stata utilizzata da un sitarello cinese su Instagram e su Facebook per pubblicizzare le loro repliche,
Quindi io diffido, ho denunciato ovviamente, polizia postale, tutte le cose, nessuno si può permettere di prendere, di ritagliare la mia immagine e di utilizzarla per le loro pubblicità. Prima di tutto non lo puoi fare senza contattarmi e senza pagare. Secondo, non esiste proprio per magliette contraffatte che non sono quelle là originali del Napoli. Io ho già contattato Valentina che mi ha risposto, quindi sotto questo punto di vista sono tranquillissimo, però formalmente diffido chiunque abbia voglia di fare cose del genere, perché stiamo sul pezzo. Gli amici Bellini mi contattano subito e quindi dura pochi minuti il tentativo di appropriamento della mia immagine, che vale quello che vale, però non esiste, non lo potete fare, ed è una replica fatta anche male. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio, vi bacio, vi chiedo i like finali per il like è per Gilmour che ha 23 anni rispetto a quelli che dicono che ne ha ancora 22. Per il resto state tuned, perché le novità sono per forza dietro l'angolo. Tra un po' c'è la partita, figuratevi un po'.